Buongiorno a tutte e a tutti. A nome del Comitato Unico di Garanzia e in qualità di delegata alle pari opportunità è un piacere per me oggi accogliervi in questo primo webinar, primo appuntamento del ciclo Cambiamento, Parità e Inclusione, le parole per dirlo. Questa seconda edizione nasce dalla volontà di offrire alla comunità universitaria un'occasione di riflessione interdisciplinare su temi che attraversano la vita accademica e la società contemporanea. La violenza, gli equilibri tra vita e lavoro, la relazione con l'altro e con l'ambiente, gli stereotipi di genere e le loro conseguenze nei diversi ambiti del sapere e della vita sociale. Sono quindi violenza, equilibri, stereotipi, queste tre parole chiave che ci accompagneranno in questo ciclo di webinar. Sono tre concetti che ci permetteranno di riflettere su temi centrali per la costruzione di una comunità universitaria sempre più inclusiva, attenta alle differenze e capace di accompagnare i cambiamenti sociali e culturali del nostro tempo. Tre parole che sono unite da un filo conduttore che richiama da vicino le attività che il CUG ha promosso e che continua a promuovere all'interno dell'Ateneo. Si tratta di temi che trovano concreta attuazione nelle nostre iniziative, dalle azioni volte a sostenere e valorizzare la presenza femminile nelle discipline STEM, al lavoro di sensibilizzazione e di contrasto del fenomeno della violenza di genere e sulla promozione di una cultura fondata sul rispetto reciproco, come la recente rassegna cinematografica che è stata dedicata al tema del mansplaining. Desidero inoltre sottolineare che l'organizzazione di questo ciclo di incontri si inserisce nel contesto delle attività sviluppate dal Comitato Unico di Garanzia in collaborazione con ACROSS, l'European University for Cross-Border Knowledge Sharing. ACROSS è un'alleanza europea che riunisce 10 diverse unità di diversi paesi, con l'obiettivo di costruire uno spazio comune di formazione, ricerca e condivisione della conoscenza, oltre i confini nazionali. Non si tratta soltanto di un progetto di internalizzazione, ma anche di un percorso volto a creare una comunità accademica europea che sia fondata anche sui valori dell'inclusione e delle pari opportunità e della diversità e della partecipazione. Grazie al coordinamento della docente Caterina Mazzanti, in Task 1.4 di Across è proprio dedicato ai temi dell'inclusion, gender, equality and diversity e che presso l'Università di Udine quindi lavora in costante sinergia con il CUG, col nostro comitato. Si tratta quindi di una collaborazione concreta costruita attorno all'idea che appunto la dimensione europea debba dialogare con le iniziative culturali. E veniamo quindi al tema di questo webinar. Abbiamo detto che questo primo seminario è dedicato proprio al tema della violenza e non è casuale come scelta il tema della violenza. La violenza non è infatti soltanto un atto, un comportamento o un evento isolato, è anche una costruzione culturale, sociale e simbolica che prende forma attraverso rappresentazioni, linguaggi, immagini, norme e relazioni di potere. Comprenderne le radici e le modalità di rappresentazione è un passaggio fondamentale per prevenirla e contrastarla. E proprio sul tema della violenza di genere desidero ricordare che proprio il novembre scorso il nostro Ateneo ha sottoscritto insieme ad altri enti, istituzioni e associazioni del territorio le linee guida per la costituzione di una rete interistituzionale per il contrasto alla violenza di genere domestica, che è coordinata dalla Prefettura di Udine. E in precedenza erano già state sottoscritte anche altre linee guida come quella con la Prefettura di Gorizia. Si tratta quindi di un impegno importante che rafforza la collaborazione del nostro Ateneo con le istituzioni e soggetti del territorio per prevenire e contrastare un fenomeno che purtroppo continua a rappresentare una grave emergenza sociale e culturale. In questo contesto, quindi, l'università è principalmente coinvolta con un ruolo di formazione e di informazione e di sensibilizzazione. Come Ateneo, quindi, abbiamo il compito di contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'uguaglianza e della non discriminazione, mantenendo alta l'attenzione su fenomeni che purtroppo permeano ancora la nostra società e che dobbiamo continuare a contrastare con determinazione attraverso la conoscenza, il dialogo e la consapevolezza. Il seminario di oggi intende proprio offrire uno spunto di riflessione e di sensibilizzazione su questo tema, invitandoci così a riconoscere le molteplici forme che la violenza può assumere,
Alcune sono evidenti e immediatamente riconoscibili, mentre altre sono più sottili, celate nei linguaggi, negli stereotipi, nelle rappresentazioni e anche nei comportamenti del quotidiano. Tutte però possono ledere la dignità delle persone e quindi compromettere anche le relazioni fondate sul rispetto reciproco. Per questo è importante sviluppare uno sguardo attento e critico, capace di cogliere anche quelle forme di violenza che sono invece meno manifeste e rischiano di passare inosservate. Oggi quindi il tema della violenza l'approfondiremo da due diverse prospettive. Abbiamo quindi il piacere di avere qui con noi il professor Andrea Mariani, che ringrazio, del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, che ci accompagnerà in una riflessione sulla costruzione della violenza nel cinema, attraverso l'analisi di una sequenza tratta dal documentario esplorativo coloniale del 1928, la spedizione Franchetti nella Dancalia etiopica, e il suo intervento ci mostrerà come il linguaggio cinematografico può contribuire alla costruzione retorica della violenza di genere, intrecciando le dinamiche di dominio razziale e coloniale. Avremo modo quindi di riflettere sul ruolo delle immagini nella costruzione di una presunta verità scientifica, in una fase storica in cui poi il documentario si stava appunto anche affermando come strumento di produzione dell'evidenza e del sapere. A seguire avremo l'intervento dell'avvocato Gerardo Minicucci, che ringrazio di averlo qui con noi, docente di diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche del nostro Ateneo, e ci offrirà uno sguardo dal punto di vista giuridico sull'evoluzione del concetto di violenza nel contesto del diritto penale. Il suo intervento evidenzierà come la nozione di violenza si sia progressivamente ampliata oltre la sola aggressione fisica, includendo quindi dimensioni legate al consenso, alla violenza di genere, all'odio, alle forme di violenza economica e ad altre manifestazioni che interrogano oggi il diritto e la società. Una trasformazione quindi che riflette nuove esigenze di tutela della persona, ma che pone anche importanti questioni interpretative. L'incontro di oggi quindi rappresenta un esempio significativo di come sia importante dialogare anche in modo multidisciplinare, e questo quindi che ci possa aiutare a comprendere fenomeni complessi e a sviluppare strumenti critici per poterli affrontare. Ringrazio quindi davvero i due relatori che oggi contribuiranno a questo webinar, e quindi lascio la parola al professor Andrea Mariani, professore associato del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale presso l'Università degli Studi di Udine, dove insegna teoria e critica dei media e dei nuovi media, filologia del cinema ed exhibition design, e coordina il corso di laurea DAMS. Prego, cedo la parola a lei, professor Mariani. Grazie Laura e grazie a tutto il comitato per aver organizzato intanto questo ciclo, ma avermi anche invitato, dandomi l'occasione di condividere una parte delle mie ricerche e uno spunto di riflessione, insomma, su questi temi così cruciali, insomma, per questa epoca e per questa fase storica. Dunque, chiaro, sollecitandomi a parlare sulla violenza nel cinema, il tema è vastissimo e mi sono subito reso conto che avevamo bisogno di declinare specificamente in un contesto storico, in un contesto geografico, quindi mi sono deciso a portarvi una brevissima sequenza molto intensa, molto forte, che non ho censurato in alcun modo, quindi vi anticipo che si tratta di una sequenza disturbante che proverò a smontare passo passo insieme a voi. E anche perché è una sequenza che mi sono trovato a dover ricostruire paradossalmente, nel senso che quello che vi porto è un caso proveniente da un progetto della nostra università dedicato a un film che era ritenuto perduto, un film di esplorazione di epoca coloniale precedente l'invasione dell'Etiopia. È un film molto importante perché di quell'epoca, parliamo degli anni 20, non sono molti i film sopravvissuti che documentano spedizioni geografiche italiane.
E questo film è stato appunto ritrovato grazie alla collaborazione dei ricercatori dell'Università di Udine e poi è stato anche ricostruito perché è stato ritrovato a pezzi, in frammenti, e dunque si è richiesta in collaborazione con l'Istituto Luce una ricostruzione, un'edizione critica di questo film e un suo restauro digitale che abbiamo curato e abbiamo presentato l'anno scorso al Festival del Cinema Ritrovato di Bologna. Eh, Dunque, è un film interessante e importante, non tanto per la sua valenza, diciamo così, eh, appunto scientifica, e torneremo su questo tema, ma perché ci colloca storicamente in un periodo molto importante, cioè il periodo che precede appunto l'invasione dell'Etiopica, il progetto imperiale di Benito Mussolini, e in una fase anche delicata della storia dell'Etiopia, perché è una fase in cui l'assetto imperiale etiope eh, stava cambiando, proprio a ridosso dell'avvicendamento al trono di un personaggio centrale per quella storia, che è Ali Selassie. E questa spedizione riguarda l'avventura di un privato, essenzialmente, nonostante sia stata una spedizione con tutto l'endorsement della Società Geografica Italiana, ma anche del governo italiano e dell'Istituto Nazionale Luce, è di fatto un'iniziativa privata, sostenuta economicamente quasi interamente dal barone Ramondo Franchetti, che è stato un esploratore di quella stagione. Fin da giovanissimo le sue esplorazioni partono negli anni 10 ed è stato un esploratore che si è subito interessato ai mezzi di comunicazione di massa per il racconto delle avventure coloniali. Quindi fin dagli anni 10 ha utilizzato il mezzo cinematografico, ma non solo. Le sue spedizioni, come spesso accadeva in quei tempi, erano sempre accompagnate da tanti media diversi, quindi macchine fotografiche, macchine stereoscopiche, macchine fotografiche panoramiche, questo perché servivano alla complessa costruzione dell'evidenza scientifica, su cui adesso appunto torneremo. Vi faccio una breve panoramica, ancora qualche informazione generale su questo film, anche per farvi capire che cosa significava produrre un film del genere e come veniva visto normalmente un film del genere, perché il documentario esplorativo normalmente aveva certo una forma cinematografica come la intendiamo noi oggi, cioè veniva presentato anche all'interno delle sale cinematografiche, quindi aveva una circolazione commerciale, chiamiamola così. Però non era l'unico modo di vedere questi film. Molto spesso questi film, anzi, venivano frammentati, venivano divisi in singoli episodi e utilizzati per delle occasioni molto spesso più, diciamo, meno formali e meno strutturate rispetto alla proiezione cinematografica. Per esempio, servivano ad accompagnare delle conferenze e molto spesso se ne serviva come se fossero dei PowerPoint. Quindi il film veniva certo montato ad un certo punto dal montatore o dalla produzione, però poi veniva subito smontato e veniva utilizzato a pezzi, diciamo così, per accompagnare le proiezioni o le conferenze. E questo è il caso, per cui noi abbiamo almeno tre proiezioni registrate di questo film, di cui si hanno scarsissime notizie perché è anche piuttosto difficile mappare la circolazione dei documentari di questo tipo, su cui non mi dilungo troppo, ma c'è una proiezione, diciamo, più privata e due proiezioni certamente più rilevanti, una a Roma al Teatro Gusteo alla presenza anche dei reali e una a Milano altrettanto importante perché ha inaugurato un importante cinema di Milano che è stato da poco, diciamo, riattivato, che è il Cinema Odeon di Milano, quello a ridosso del Duomo per intenderci, quindi comunque un'occasione davvero molto rilevante. Ora, la cosa che ci interessa però è capire che queste proiezioni, ecco, vedete qua, avvenivano in pompa magna e naturalmente stiamo nel 1928-29, esiste già la tecnologia del sonoro nel cinema, ma questi film erano ancora in gran parte muti,
quindi non avevano un accompagnamento, una, una colonna sonora registrata, né tantomeno dei dialoghi. Quindi dobbiamo pensare a dei film che hanno ancora dei cartelli con dei titoli che introducono genericamente il contenuto di una sequenza e questo rendeva anche più semplice, diciamo così, lo spezzettamento di questi film, no? Che non avevano il problema di raccordi di sonoro, eccetera. Quindi dobbiamo immaginare che anche quando erano proiettati nelle sale cinematografiche venivano accompagnati da un'orchestra. Qui abbiamo una bellissima foto proveniente dall'archivio storico dell'Istituto Luce relativa alla serata del Teatro Agusteo, vedete la platea, ma anche in basso l'orchestra che doveva accompagnare la proiezione. La cosa che ci interessa però è che questo film concorreva, e queste pratiche cinematografiche concorrevano alla complessa costruzione dell'evidenza scientifica. Che cosa voglio dire? Nonostante il cinema negli anni *20* sia già un mezzo espressivo abbastanza, come dire, avanzato sul piano linguistico, cioè ci siano già sia già normato dal punto di vista grammaticale e linguistico e abbia raggiunto già delle vette notevoli in termini di costruzione delle narrazioni, diciamo così. Ecco, e soprattutto siamo in un decennio, quello degli anni 20 e degli anni 30, dove il documentario si consolida come genere a sé stante. L'immagine documentaria nasce col cinema, quindi non è una novità, diciamo così, ma il documentario come genere espressivo si consolida proprio in questi anni, anche teoricamente, cioè sono gli anni in cui si iniziano a scrivere delle teorie su che cos'è il documentario. Ciò nonostante, non dobbiamo dare per scontato, diciamo che il documentario sia di per sé uno strumento che garantisca, come dire, un'evidenza scientifica documentaria. Certo, viene utilizzato per la scienza, per la divulgazione scientifica. Siamo anche in una fase storica fondamentale, quella tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30, dove anche la tecnologia, come dire, accelera questo processo, cioè accelera l'idea che in qualche modo si possa utilizzare il documentario per insegnare e per costruire, per divulgare la cultura e la scienza, perché per esempio viene introdotta una tecnologia nuova che sono i formati più piccoli del formato standard, che quindi permette, non so, il cinema veniva girato su un formato che era un 35 mm, che per essere proiettato aveva bisogno naturalmente praticamente di una sala cinematografica o comunque di una struttura molto rigida con delle condizioni anche come dire, sicurezza abbastanza codificate. Dalla fine degli anni 20 all'inizio degli anni 30 si diffondono i formati più sicuri e più piccoli, più portatili essenzialmente. Quindi si può portare il cinema, per esempio, nelle scuole o nelle parrocchie o nelle periferie o dove non c'è una sala. Questo agevola e, come dire, spinge molto alla diffusione del documentario come mezzo di conoscenza, diciamo così. Però, ecco, ripeto, ciò nonostante, pensare che di per sé il documentario possa essere considerata evidenza scientifica è un errore, nel senso che si inserisce in una serie culturale codificata, cioè l'uso del documentario per la divulgazione scientifica si inserisce in pratiche che erano attive già dalla fine dell'Ottocento e che prevedevano l'accompagnamento di lezioni con dei mezzi fotografici, per esempio l'uso delle diapositive. Però chiaramente all'epoca si sapeva benissimo che il mezzo tecnologico era un intermediario che poteva corrompere in qualche modo l'informazione che veniva registrata. E quindi, come dire, se ne accettava, ne veniva accolto all'interno dell'ambito scientifico purché ci fosse un'istanza scientifica che sorvegliasse il suo utilizzo. Quindi, diciamo, la presenza del divulgatore, dell'insegnante, del professore o in questo caso del conferenziere era fondamentale per costruire, per garantire la scientificità di quello che si vedeva, proprio perché il mezzo e il genere all'epoca utilizzava ancora, diciamo così, un impasto di finzione e evidenza fotografica. Ok? Quindi quello che noi intendiamo
quello che all'epoca si intendeva evidenza, diciamo così, scientifica, non era la registrazione pura del reale, era una costruzione sofisticata. Le prime teorie dell'epoca parlavano infatti di qualcosa come il, il trattamento creativo della realtà. Quindi parliamo di qualcosa di questo tipo e questo impasto di costruzione narrativa sofisticata e evidenza documentale è fondamentale per capire anche come vengono trasmesse alcune convinzioni attraverso il linguaggio cinematografico. D'altra parte, appunto, i mezzi fotografici dell'epoca si consolidano progressivamente come strumenti a servizio della scelta. Appunto, al di là del cinema, qui vi porto una fotografia scattata durante questa spedizione ed è scattata con, come dire, con due macchine fotografiche regolari, ma con l'idea di costruire una fotografia panoramica a servizio dei geografi che seguivano la spedizione. Questo per farvi capire come c'è moltissimo interesse all'utilizzo dei mezzi fotografici e cinematografici per completare le evidenze scientifiche di una spedizione, perché all'epoca non bastava, certo, nell'Ottocento, i primi anni del Novecento c'erano i diari delle spedizioni, ma con l'inizio dell'Ottocento aumenta la necessità, si incrementa l'interesse sulla costruzione delle evidenze visive, che intanto dovevano provare che una spedizione aveva avuto successo o che un'area geografica era stata conquistata. E quindi la grande enfasi dedicata a questi materiali è legata appunto a questo, perché ci sono anche casi di esploratori che falsificavano i dati e quindi l'idea di avere una prova scientifica, una prova visiva, serviva anche a questo, insomma, ecco. Però appunto nel novero dei materiali che raccontavano una spedizione c'era anche tanta narrativa, anche in forma diaristica. Questo è il diario, diciamo così, della spedizione Franchetti, che ha avuto due edizioni. Questa è la seconda edizione Mondadori del 1935 e che ci fa capire come in realtà appunto il racconto di queste spedizioni fosse un misto di come dire, abili narrazioni e registrazione sia del raggiungimento di alcune zone, sia dei comportamenti, della documentazione, diciamo così, pseudo etnografica e antropologica. Ora, la sequenza che voglio mostrarvi è una sequenza che si inserisce nel racconto complesso di questa spedizione. Il film è molto lungo, è un film di 2 ore, racconta varie fasi della spedizione e appunto questo impasto di narrazione e documentazione si vede benissimo perché è fatto di tante piccole, come dire, divagazioni narrative. Una delle sequenze più impressionanti è quella che documenta, diciamo, nel quadro di una finta documentazione etnografica, documenta l'approvvigionamento d'acqua da parte da alcuni locali, da alcuni nativi del posto. Adesso la vediamo e poi la commentiamo. Ecco, la sequenza parte con un cartello, come vi dicevo, siamo ancora in un film muto, il rifornimento d'acqua, un cartello formale istituzionale dell'Istituto Luce, l'arrivo di una coppia di donne e di un uomo con un cammello che si avvicinano al fiume e le donne iniziano a raccogliere l'acqua. Il linguaggio del cinema, la grammatica, vedete, è già molto sofisticata. Il direttore della fotografia è un ottimo direttore della fotografia. Partiamo vedete come si avvicendano dei piani ampi e dei piani ravvicinati. Quindi è un linguaggio ormai abbastanza sofisticato. Un altro cartello che introduce il titolo Bellezze d'Ancale, una sorta di diciamo, specificazione. Qui abbiamo dei quadri ravvicinati, ecco, queste sono le immagini più forti perché sono appunto delle riprese molto insistenti, su cui adesso torneremo in maniera molto specifica e molto precisa, che documentano, che ritraggono questa fanciulla, sicuramente minorenne, che accompagnava la giovane più matura all'approvvigionamento d'acqua.
Ecco, l'ho dato per scontato, naturalmente siamo in una zona molto arida, quella della Dancaglia etiopica, solo in parte inesplorata in realtà, già all'epoca, quindi vabbè, non mi dilungo sulle ragioni di questa spedizione, ma era giusto per dare un elemento di contesto geografico. Allora, proverò ad andare un po' più nel dettaglio di questa sequenza, spacchettandola e segmentandola, quindi faccio un esercizio un po' tecnico, ma spero che serva anche così, a razionalizzare quello che abbiamo visto. Dunque, è una sequenza brevissima, dove però le durate sono significative. Allora, intanto la cosa che mi interessava era se da una parte fino adesso abbiamo discusso della questione della costruzione dell'evidenza scientifica, qui passiamo ad un altro livello del tema della costruzione, cioè quello della costruzione formale, cioè la costruzione narrativa, ma anche, come dire, la costruzione di un equilibrio estetico formale che chiaramente ci fa dire che questo operatore e questo montatore avevano una cultura visiva, hanno una cultura visiva, visuale occidentale, che si concretizza anche nella conoscenza della storia dell'arte e che qui lo vediamo benissimo, cioè abbiamo una struttura innanzitutto perfettamente simmetrica. Questo piccolo modulo narrativo è, come dire, un modulo fatto da due cartelli che introducono due inquadrature diverse, le vedete qui riassunte. Sono inquadrature di progressivo avvicinamento, quindi lo spettatore viene accompagnato. Centralmente viene posta un'inquadratura di un uomo, quindi qui già abbiamo una dinamica di genere molto ben caratterizzata e costruita dal punto di vista narrativo. Quindi noi abbiamo le due donne e innanzitutto il gruppo sociale che, come dire, si dispone simmetricamente attorno ad un albero, una grossa palma d'um che è oggetto anche di altri approfondimenti durante il film, che fa un po' da perno attorno al quale si organizzano i protagonisti. Quindi già una costruzione dal punto di vista formale molto attenta e, come dire, non casuale, assolutamente non casuale. Poi, dal punto di vista della macrostruttura, questa inquadratura dell'uomo è interessante perché appunto fa da ulteriore, come dire, perno e serve anche come dire, a organizzare l'immedesimazione dello spettatore. Uno spettatore che per l'operatore di questo film è essenzialmente maschile. E lo capiamo da alcuni accorgimenti. Intanto le due inquadrature, sia del primo gruppo sia del secondo gruppo, sono due inquadrature che sono insistentemente posizionate, che collocano la macchina da presa a un livello molto alto, cioè l'inquadratura è dall'alto verso il basso, una prospettiva quindi, diciamo così, di controllo e anche opprimente. E noi, diciamo, se la rivediamo questa sequenza la sentiamo molto pressante da questo punto di vista. Tutte le inquadrature che sono dedicate alle donne sono inquadrature dall'alto e anche quelle ravvicinate. Vedete come vediamo praticamente quasi completamente la capigliatura superiore della fanciulla. La costruzione dell'inquadratura maschile è molto diversa, è un'inquadratura a lato, molto laterale, non incontra mai lo sguardo dell'uomo e soprattutto è a spalla praticamente, è a un livello quasi, come dire, paritario rispetto al soggetto. Se consideriamo che l'operatore ha bisogno di sedersi e di tenere la macchina da presa, praticamente è alla stessa posizione dell'uomo. Quindi, come dire, c'è una coppiata visiva molto chiara tra soggetto maschile e operatore, mentre c'è una costruzione molto chiara della posizione della macchina da presa sul soggetto femminile. La cosa ulteriormente interessante sono le durate. Le durate sono quasi insostenibili, sono durate lunghissime, all'interno delle quali lo sguardo della macchina da presa, del soggetto femminile è costantemente richiamato dall'operatore, costruendo un'infrazione grammaticale, quella che noi consideriamo un'infrazione grammaticale, cioè un soggetto che guarda in camera. Eppure viene costantemente richiamata questa attenzione, cioè l'operatore costringe la donna a guardare in camera. La costrizione è palese, soprattutto nelle ultime due inquadrature, dove la ragazzina non sa più come sfuggire allo sguardo della camera. La camera è quasi una camera trappola, infatti io l'ho descritta come una camera trappola.
A cosa serve questa struttura così rigida? Poi qui mi interrompo, segnalatemi se sto andando lungo. Al terzo tipo di costruzione, cioè alla costruzione di quello che ho definito il topos erotico. Quindi all'interno di una struttura, di una macrogenere, di una struttura narrativa che come dire, si presenta come una documentazione scientifica di una spedizione, noi abbiamo una divagazione che risponde perfettamente alla costruzione di uno stereotipo orientalista che deriva anche in gran parte dalla cultura visuale cinematografica italiana, cioè noi abbiamo già visto, lo spettatore di quell'epoca ha già negli occhi una certa tradizione della stereotipizzazione orientalista del corpo femminile nel cinema muto, dove noi abbiamo questo genere di rappresentazione sia per la donna orientale sia per la donna rurale, quindi c'è una dialettica che riguarda, come dire, Occidente, Oriente, ma anche metropoli e mondo rurale. Ed è sempre una rappresentazione di una donna che in qualche modo è da dominare o educare, ma è anche donna, come dire, che attrae perché ritratta come disinibita, perché priva della dimensione spirituale della donna occidentale, quindi incapace di controllare la libido, e quindi anche, come dire, potenzialmente oggettificabile con pratiche tabù in Italia o in Occidente. Quindi, come dire, dà spazio libero alla fantasia perversa dell'istanza, diciamo così, maschile. Poi, naturalmente, dentro questa costruzione, dove appunto la durata dell'inquadratura e lo sguardo del soggetto verso la macchina da presa e quindi verso lo sguardo dello spettatore, quindi con come dire, un aggancio voyeuristico esplicito, ci riporta alla funzione, diciamo, oggettificante e feticizzante della cartolina pornografica, che circolava frequentissimamente fin dall'Ottocento, quindi siamo comunque nel campo dell'esotico, erotico, orientalista occidentale, molto frequente anche tra le collezioni di fotografie che trovate negli archivi degli esploratori. Oltretutto il tema della donna che si approvvigiona al fiume è proprio un tema della cartolina erotica pornografica. Qui ne abbiamo una, in questo caso è proprio una cartolina italiana dell'epoca dove abbiamo il corpo di una locale, ovviamente esposto in tutte le parti che devono provocare lo sguardo maschile, quindi sia la coscia sia il petto esposto, che si provvigiona all'acqua. Quindi da un punto di vista della cultura visuale, diciamo così, i riferimenti sono chiarissimi e sono rispettati perfettamente all'interno di questa costruzione, dove appunto la durata e la costrizione dello sguardo all'interno del punto di quello che io proprio chiamerei una camera trappola. Se voi rivedete la sequenza, è quasi insostenibile la sofferenza che noi vediamo negli occhi di questa giovane, giovanissima. Poi naturalmente questo è un discorso molto ampio che io posso fare solo in parte, è un discorso che riguarda la storia coloniale, come dire, la rilevanza che ha, la complessità che vive la dimensione femminile diciamo, nella politica espansionistica coloniale, che è una politica che, come dire, una volta che il colonialista entra in territorio africano, sconquassa l'equilibrio sociale, l'equilibrio anche dei gruppi sociali maschili e femminili all'interno delle società. C'è un reclutamento praticamente di massa dei soggetti maschili in territorio coloniale, quindi abbiamo uno squilibrio della funzione sociale della donna in quei territori. In questo periodo particolare, cioè la fine degli anni venti, non ancora in periodo imperialista, abbiamo anche un'impennata dei servizi sessuali e domestici delle donne locali, proprio per questa ragione, di squilibrio, diciamo così, demografico. Tant'è che in questo periodo, anche in Italia, nonostante la questione razziale, che apparentemente, come dire, veda con molto sospetto, se non con timore, la contaminazione tra
razze, tra etnie, esiste una demografia dei meticci, cioè esiste una corrente che in realtà non vede così negativamente la, come dire, l'ibridazione tra le popolazioni, proprio perché, come dire, ne discute nei termini di una strategia di penetrazione e di corruzione della società locale per meglio controllarla. Infatti questa è una teoria che sul piano pratico non attecchisce, però la ritroviamo molto nella letteratura coloniale del periodo. Quindi abbiamo un proliferarsi di letteratura, di libri e romanzi coloniali, dove noi abbiamo invece la costruzione di rapporti tra soggetti maschili colonizzanti e soggetti Sì, femminili colonizzati. E qui concludo perché appunto qui chiaramente abbiamo anche ovviamente il piano simbolico dove veicolare l'idea e questa simbologia del femminile, con questo parallelismo del territorio coloniale come un territorio facilmente dominabile, veramente si offriva anche come simbologia sessuale. Quindi questi sì. inframezzi, diciamo così, romanzeschi sono frequentissimi all'interno di questi documentari d'epoca. La questione si complica ulteriormente, ma qua veramente mi chiudo perché questo frammento specifico sopravvive a questo film, viene riutilizzato come spesso accadeva nei cinegiornali dell'epoca e quindi qui chiaramente lo ritroviamo con dei tempi molto diversi, e la sequenza è molto più breve e non si fa accenno a questa dimensione fortemente erotica, che poi in realtà appunto nel 35 verrà censurata perché c'è una limitazione esplicita del madamato e di questa tendenza ad accoppiarsi con donne locali, proprio perché la politica razziale diventa sempre più esplicita e sempre più limitativa da questo punto di vista per il colonizzante. E quindi la ritroviamo però fatalmente nei giornali luce, sono resistentissimi alla fatica. dove, come I dire, granchini si ritengono di origine araba, ma l'aspetto questa complessivo della dimensione, diciamo così, eh, questa, vedete, qui dura brevissimo, dura pochissimo la sequenza, però insomma questo riutilizzo non fa che aggravare in realtà la commistione di dato scientifico, costruzione abilissima della narrazione anche e come dire, della stereotipizzazione erotica orientalista della donna, insomma. Certo. Ecco. Basta, mi interrompo. Grazie, scusate se ho sforato. Ah, no, no, ci mancherebbe. Grazie, professor Mariani, veramente per averci condotto in questa e aver compreso quindi questa sequenza e come appunto questa narrazione può sottendere quindi dei messaggi che sono nascosti e che quindi grazie a questa sua appunto trattazione ci ha permesso di comprendere. Vedo se ci sono delle domande. Chi ci ascolta può scrivere la domanda in chat. Abbiamo tempo per una domanda. Intanto le volevo chiedere, quindi nella sua trattazione diceva, ci ha mostrato quanto pesa appunto il contesto storico di quello che ci ha mostrato, quindi all'epoca era pensato comunque per un pubblico prevalentemente maschile, quindi questa costruzione narrativa. E Perlomeno oggigiorno lo sottointende l'impostazione, diciamo così, l'impostazione. dell'operatore. Questo, come dire, ce lo dice anche tanta teoria femminista del cinema, chiaramente non solo in questo periodo, è verissimo anche per gran parte del cinema di fiction, sicuramente di tutta prima metà del Novecento, ecco. Per cui la questione di genere e l'istanza del cosiddetto male gaze, cioè dello sguardo maschile, è una Mm. questione centrale per comprendere praticamente tutta la storia del cinema del primo Novecento. E oggigiorno mostrare queste immagini a un pubblico, che effetti culturali potrebbe causare secondo lei? Alcune costruzioni vengono ormai, continuano a essere appunto diffuse oppure in automatico, diciamo, con l'evolversi della nostra società riusciamo a scremare, diciamo, alcuni messaggi che vengono veicolati con le immagini?
Ma allora, fortunatamente la sensibilità di oggi fa sì che questo tipo di sequenza venga percepita come un colpo, un pugno nello stomaco. È davvero una sequenza tostissima e noi l'abbiamo proiettata anche a Bologna con un pubblico vastissimo ed è una sequenza scioccante, nonostante appunto non ci siano, in questo film ci sono anche scene con degli evirati, per esempio, cioè sono scene dove non c'è censura essenzialmente, quindi noi abbiamo delle scene davvero violentissime, giustificate dalla cornice scientifica. Questo è il Certo. punto. Eh, Tuttavia non è così scontato che queste costruzioni vengano lette correttamente oggi. E il tema, anche e soprattutto in Italia, in realtà, il tema della cultura visiva e visuale coloniale ha ancora bisogno di essere discussa ampiamente, di essere diffusa, in gran parte perché moltissime famiglie italiane si portano dietro storie di vicende coloniali, Mm, cioè mm, mm. moltissimi nostri nonni Certo. hanno vissuto in Africa durante la guerra, si sono portati dietro dei racconti dell'Africa che si sono trasmessi di generazione in generazione, quindi la violenza di quel periodo ha bisogno ancora di essere, come dire, analizzata anche all'interno delle nostre famiglie, quindi questo è un esercizio importante che ha ancora bisogno di essere compiuto sistematicamente. Grazie professor Mariani e magari a conclusione avremo modo di approfondire ulteriori domande. Passerei adesso allora la parola all'avvocato Gherardo Minicucci, che ringrazio per contribuire oggi a questo webinar. L'avvocato Minicucci è docente di diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine e dopo essere stato ricercatore nello stesso dipartimento è attualmente docente a contratto di diritto penale presso il DISG del nostro Ateneo e anche presso l'Università degli Studi di Firenze, dove ha compiuto i propri studi e avviato il percorso accademico. È inoltre abilitato alle funzioni di professore associato nel settore disciplinare di diritto penale e ci offrirà quindi uno sguardo giuridico sull'evoluzione del concetto della violenza nel contesto appunto del diritto penale contemporaneo. Prego, avvocato Minicucci. Grazie professoressa, grazie molte dell'invito, che è un invito gradito non solo per la sede, ma soprattutto perché mi ha dato l'occasione di tornare sul tema della violenza, che è un tema identitario per il penalista, identitario non solo perché i penalisti si occupano notoriamente di fatti che hanno codificati al loro interno i tratti della violenza, ma anche perché la pena è una forma di violenza. Quindi chi studia la mia disciplina, chi si occupa anche professionalmente della mia disciplina, è al confronto sempre di fatti che sono caratterizzati talora da violenza e il cui esito è l'inflizione, seppur giustificata, seppur necessitata sotto certi aspetti, di una forma di violenza. Quindi niente di più essenziale, come dicevo prima, rispetto al tipo di riflessione. Io parto da un presupposto che è naturalmente un presupposto da giurista, pur condividendo, e anzi condividendo, la definizione come violento, no, per esempio della sequenza che abbiamo visto poco fa, la nozione di violenza di cui proverò a parlarvi è una nozione giuridica e come tale una nozione che ha necessità di una sua possibile oggettivazione, deve diventare un criterio che sottende ogni tipo di relazione umana. È proprio in questa sua dimensione unitaria che si coglie il profilo problematico rispetto alla teoria tradizionale della violenza, al confronto con le, diciamo così, nuove, anche se ormai non sono assolutamente più nuove, sono acquisite da tempo, forme di violenza che non consistono in un'aggressione di taglio puramente fisico. Il diritto penale parte da questa impostazione, dalla violenza come sopraffazione fisica, come aggressione fisica, come compromissione dell'integrità della salute altrui. Siamo di fronte però a un concetto, diciamo così, laico, potremmo dire profano, comune di violenza,
che si apre sempre di più rispetto a forme aggressive che sono molto lontane da quelle, diciamo, ancestrali o nucleari, no, del concetto di violenza. E anche il diritto sta seguendo in larga misura queste sorti, questo mutamento, sebbene con alcuni disorientamenti che dipendono per lo più, come avremo modo di vedere anche evitando, diciamo, cercando di evitare il più possibile dei tecnicismi, ma facendo un affresco di tutte queste possibilità, si manifesta però questa modifica genetica della violenza all'interno di fattispecie incriminatrici di reati che furono pensati e costruiti all'insegna dell'uso della violenza fisica. Quindi pone problemi applicativi perché oggi quel concetto che nasce improntato alla sopraffazione viene riempito anche attraverso il riferimento a forme violente che sono violente in un senso diverso rispetto a quello iniziale. Certamente il tema della violenza pone un problema relativamente, la latitudine del concetto di violenza segna un confine nell'equilibrio tra i rapporti interpersonali. Questo credo possa essere anche un ulteriore collegamento tra le diverse parole che sono state così saggiamente individuate per descrivere diciamo, il percorso che questo ciclo vuole affrontare. Se nella prospettiva del professor Mariani abbiamo visto che si tende verso la stereotipizzazione con la violenza immaginifica del cinema, quella del diritto è probabilmente una violenza che parla molto dell'equilibrio interpersonale, segna un confine, una linea oltre la quale il singolo non può andare e relazionarsi con l'altro. E dobbiamo chiederci se questo equilibrio sia un equilibrio che a livello giuridico, adesso sto naturalmente intendendo, possa equiparare la violenza in senso tradizionale con il comportamento sgradito, con il comportamento non voluto o col comportamento disapprovato. Tutte, si intende, condotte che sono senz'altro antisociali, ma che non sono violente in senso stretto e che spostano, diciamo, la latitudine di questo confine verso l'alto o verso il basso. È chiaro che qui naturalmente la prospettiva che noi verosimilmente privilegiamo è una prospettiva di rapporti tra privati, ma modificare la latitudine della violenza modifica anche il tipo di rapporto che il cittadino ha con l'autorità pubblica. Perché voi capite, quando al concetto di violenza positivo, tipico per esempio di un reato comune, molto facile da intuire come la resistenza pubblica ufficiale, si sostituisce non l'aggressione fisica, ma la resistenza passiva, andiamo a toccare, e quindi semplicemente lo sdraiarsi in terra e il non voler collaborare con l'autorità pubblica, o il bloccare la strada di per sé, no? Tutti fenomeni dell'attualità, tipici anche della più recente legislazione penale. Voi capite, non stiamo modificando solo il rapporto interno del termine violenza, ma stiamo modificando sensibilmente i rapporti tra cittadino e autorità. Un rapporto che, se ci concediamo di immaginare la violenza come fatto puramente passivo, ci porta dritti alla valorizzazione dell'obbedienza in quanto tale. Cioè il comando dell'autorità pubblica diventa immediatamente frutto, fonte, diciamo, di una responsabilità penale laddove non obbedito e non solo laddove contrastato attraverso una attività fisica che è volta a ostacolare il compimento dell'attività pubblica. Ci sono esempi che si cominciano ad affacciare recentemente su questo tema e che ci portano veramente molto vicini all'idea del rapporto gerarchico. Ecco, illeciti di questo genere noi li troviamo nei codici penali militari, li troviamo nel codice della navigazione, dove il tema della gerarchia è codificato dalla particolare appartenenza dei soggetti. Ma ecco, che questa violenza come disobbedienza possa essere tipica del cittadino comune è tutto da dimostrare, è tutto da verificare. A mio modestissimo avviso ci riporta a un'idea forse pre-repubblicana dei rapporti tra
autorità e individuo, e che però mi sentirei di emarginare come un tema che oggi possiamo solo lambire e che non costituisce il centro della nostra attenzione. Nei rapporti invece fra privati si vede, si coglie ancora di più questa modifica del concetto di violenza. Ora, si coglie questa modifica da un punto di vista applicativo e si coglie questa modifica, come dicevo, a fronte di norme incriminatrici che restano immutate, cioè pur cambiando il concetto, pur cambiando l'elemento interno al singolo reato, la cornice edittale della pena, cioè sostanzialmente la risposta sanzionatoria, resta sempre la medesima, il che pone un problema già iniziale. Il fatto che si ampli il ventaglio, l'arcobaleno delle varie forme della violenza, spacchettando una luce che ci sembrava unitaria e facendone vedere le singole anime, ci porta davvero a immaginare fattispecie che sono fra loro gravemente uguali dal punto di vista della loro gravità. Possono essere trattate tutte alla stessa stregua. Si tratta di un tema per certi versi storico, perché legato alla evoluzione del concetto di violenza fin da diversi anni or sono, quando ci si è resi conto che certi comportamenti violenti non passavano necessariamente per la sopraffazione fisica diretta, ma potevano passare per mezzi molto più subdoli e assolutamente non fisici. Pensiamo ad esempio alla narcotizzazione, tipico atto che è in grado di superare la contraria volontà di una persona e che può consentire di aggredirla, non aggredendola, non ricorrendo alla fisicità, ma ricorrendo ad un strumento altrettanto capace di coartare la sua volontà. È qui un primo snodo. Quando ci si avventura nel campo della violenza cosiddetta impropria nella teoria penalistica, si fa un salto che è un salto che sembra assolutamente necessitato, ma porta con sé una serie di conseguenze notevoli, perché dalla valorizzazione del contegno aggressivo in sé si passa alla valorizzazione di qualunque condotta sia capace di piegare la volontà dell'aggredito, il che non è necessariamente violento. Io penso, vi propongo, senza ambire, diciamo, alla qualità da questo punto di vista del professor Mariani, ma pensiamo a Ulisse e Polifemo. Ulisse e Polifemo, se ci fermiamo un attimo prima di quando il ciclope viene accecato, che naturalmente è un atto violento a pieno titolo, è una forma di narcotizzazione in senso lato, no? Di Polifemo, che nella storia della nostra cultura non giuridica è considerato un esempio di astuzia, non un esempio di violenza. Eppure, se noi immaginiamo che la violenza sia un comportamento capace di coartare la volontà altrui e quindi la narcotizzazione, anche Polifemo sarebbe paradossalmente oggetto di un atto violento da parte di Ulisse, il quale era ben lungi dal poter compiere atti violenti in senso stretto, se non attraverso questo mezzo. È una metamorfosi, quella della violenza, il concetto di violenza, che si coglie molto bene, molto profondamente in alcuni campi specifici della repressione penale. Penso tra i tanti, come probabilmente molti di voi stanno già pensando, al campo dei reati in materia sessuale, dove con buona pace del consenso della vittima, nel 1996, quando queste fattispecie furono riscritte, si dette valore e significato alla condotta, essenzialmente una condotta di aggressione fisica caratterizzata da violenza o da minaccia, che consisteva nella sopraffazione fisica destinata poi al compimento di atti sessuali evidentemente non voluti. È noto che questa fattispecie è oggi improntata alla valorizzazione del consenso. C'è stata una metamorfosi interpretativa
da parte soprattutto della giurisprudenza di legittimità, quindi della Corte di Cassazione, che ha portato progressivamente questo reato a essere imperniato, che diciamo sia scritto nella norma, sulla valorizzazione del consenso. Un consenso che si dice anche bene, risulta viziato tutte le volte in cui ricorrono condizioni che sono in grado di perturbarne il legittimo e libero, la legittima e libera prestazione, quindi condizioni legate all'abuso di sostanze stupefacenti, all'abuso di alcol. Ma, diciamo, pur essendo perfettamente condivisibile nel merito questa metamorfosi, ci pone un primo problema. Dobbiamo immaginare che tipo, torniamo al tema dell'equilibrio, che tipo di equilibrio poniamo nelle relazioni che nascono, diciamo, quei rapporti interpersonali che nascono anche in conseguenza dell'ebbrezza, legittima, non necessariamente sindacabile come tale. Si tratta di rapporti che vivono costantemente sul filo del rasoio, se noi sostituiamo alla violenza il concetto di consenso. Perché, vedete, cambiare questa dimensione non sposta di una virgola il problema letto in chiave generale. Il consenso, quando ricorrono condizioni di ebbrezza, è sempre anomalo, è necessariamente anomalo, è condizionato. Poco importa se quella condizione di anomalia, per esempio, ricorre in una coppia stabile. Poco importa se quella condizione di anomalia, faccio ora un esempio giusto per provocare, no, un uditorio, ma per cogliere dove si pone il problema, poco importa se quella condizione di ebbrezza ricorre in una coppia stabile la notte di Capodanno. La condizione di anomalia del consenso è un dato oggettivo. Allora noi ci dovremmo domandare se il maggiorenne in stato di ebbrezza vive uno statuto sessuale che è identico a quello del minorenne. Se ogni relazione sessuale in stato di ebbrezza è parificabile a un atto di pedofilia, dove vige l'intangibilità della persona proprio perché è incapace di consentire, proprio perché non legittimata a dare il consenso rispetto all'atto sessuale. Problemi che naturalmente si pongono in quei casi che sono casi di per sé non univoci. Io non mi sto riferendo adesso ai casi in cui evidentemente c'è un'aggressione sessuale che è evidentemente sempre anche violenta, ma in quella regola di equilibrio interpersonale che noi vogliamo e dobbiamo riconoscere come il confine del nostro agire lecito. Problemi che si acuiscono fino alla loro irresolubilità se pensiamo ai semi-infermi di mente o alle persone inferme di mente che non avrebbero alcuna libertà in materia sessuale a questo punto. Ancora, la violenza può essere tipica, e oggi se ne parla, delle parole. Esiste il discorso d'odio, esiste la parola che genera violenza, capace di produrre violenza. Un tema che, come dire, mette in crisi un assunto generalmente ritenuto inscalfibile, cioè che la parola in quanto tale non sia criminalizzabile, poiché è espressione della manifestazione del pensiero. Esistono parole violente, esistono parole che generano violenza. Parole violente generalmente, pur essendo socialmente intollerabili, sono di per sé pur sempre parole, quindi generalmente sfuggono a una punizione di per sé. Vedremo che non è così fino in fondo, perché ci sono alcuni ambiti in cui ciò non avviene, e poi esistono parole capaci di generare violenza. Penso alla istigazione, alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale nei confronti di alcune etnie, che naturalmente sono punite, sono criminalizzate proprio per la loro capacità di dare luogo a atti violenti. La parola che genera la violenza, un concetto che
potremmo dire non è certamente vicino a quello nucleare, no? Del fatto in sé, del fatto violento in sé. Il tema della violenza di genere è esattamente il punto in cui si colloca l'ampliamento normativo del concetto di violenza. Qui non siamo più davanti a una interpretazione, abbiamo fonti normative che ci dicono chiaramente, penso alla Convenzione di Istanbul, penso del 2011, penso alla direttiva più recente in materia di violenza di genere, la direttiva europea, che ci parlano della nozione della violenza nei confronti delle donne come ricomprendente tutti gli atti di violenza che abbiano natura fisica, sessuale, psicologica o economica. È singolare che un concetto come quello di violenza abbia bisogno di una definizione. Se noi partiamo dall'idea classica che dicevo in apertura del diritto penale, la violenza è un concetto naturalistico, un concetto descrittivo, parla di un atto ritenuto socialmente intollerabile. Il fatto che queste fonti internazionali pretendano che il lettore, prima di cominciare, sappia che quando si parla di violenza si parla non solo della violenza di cui ho detto poco fa, ma anche di quella economica, apre inevitabilmente il contenuto del contenitore, scusatemi, del concetto di violenza a contenuti che a questo punto sono giuridicamente vincolanti. Dove troviamo questa manifestazione? Essenzialmente nei maltrattamenti in famiglia, in condotte quindi che hanno la caratteristica di essere ripetute nel tempo e che sono come dire, direzionate nei confronti di chi convive con la persona autore del reato. In questa cornice trovano valore anche le parole. Ci sono non poche sentenze della Corte di Cassazione che danno rilevanza, pur essendo questi fatti di per sé leciti, alla reiterazione delle ingiurie nei confronti del coniuge, nei confronti del figlio, nello svilire la sua capacità di essere un professionista o una professionista di un certo tipo o di un altro, e così via. E qui si apre ulteriormente il tema della violenza economica. Violenza economica viene concretizzata, quantomeno nella giurisprudenza italiana, come una condotta che tende a non consentire all'altro di svolgere il proprio lavoro e non lasciando al tempo stesso il denaro necessario per provvedere a esigenze minime di vita. Guardate, quando si vanno a leggere queste sentenze, ci si rende conto, cito testualmente qui la Corte di Cassazione, perdonerete se si tratta veramente però di 2 righe, che si criminalizza un sistema di potere asimmetrico, cito testualmente, nel quale le decisioni sono assunte in maniera unilaterale da parte del coniuge economicamente forte e non all'esito di un fisiologico confronto dialettico tra i membri del nucleo familiare. Attenzione, non devo dire un modello familiare non così lontano da quello, diciamo, dei nostri prossimi antenati, un modello familiare, non una condotta, non un maltrattamento che noi ci immaginiamo se ripartiamo dall'idea con cui quella fattispecie fu costruita come frutto di una percossa continua delle lesioni, degli insulti, delle minacce, ma come la strutturazione di una famiglia all'insegna di un modello che la nostra società odierna, per ragioni che non devo naturalmente dire, condivido sotto ogni profilo, rifiuta. Ma c'è un salto notevole che noi facciamo quando passiamo dal primo al secondo modello, perché anziché centrarci sull'indebita aggressione che una persona fa sull'altra, sfruttando peraltro il suo essere convivente con quella persona, andiamo a sindacare, ripeto, per ragioni, come dire, anche condivisibili da tutti i punti di vista, andiamo a sindacare un modello illecito di famiglia. Ecco, tenendo conto, e giungo a darvi una nota di colore, che la risposta sanzionatoria per fatti di questo tipo, in astratto, poi non ci sarà mai nessun giudice che parifica in concreto questi 2 fatti, ma giusto per avere un'idea,
La risposta sanzionatoria di un fatto simile è parificabile a quella di una lesione grave, cioè una lesione che comporta la menomazione permanente di un senso o di un atto o la messa in pericolo della vita della persona aggredita. E qui dovremmo cominciare a chiederci se questo tipo di aggressione, fermo il fatto che noi vogliamo tutelare anche questa esigenza, meriti una sanzione che giunge fino a questo punto, e giunge fino a questo punto perché naturalmente partiva dal presupposto della fisicità, no? Della gravità dell'aggressione fisica. E qui invece viene ricondotta alla distinzione, diciamo così, tra una prima posizione ritenuta legittima in cui le parti dell'unione sono in posizione paritaria e si confrontano anche con veemenza su un piano di riconoscimento e di accettazione reciproca del diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista, modello ritenuto lecito dalla Cassazione ovviamente, modello fisiologico che noi diremmo assolutamente legittimo, e un secondo modello, questo no, questo illecito, nel quale un soggetto impedisce a un altro in modo reiterato persino di esprimere il proprio autonomo punto di vista. Diciamo, certamente un modello, un equilibrio che è un disequilibrio nel secondo caso, ma attraverso questa apertura del concetto di violenza alla violenza economica ci porta assai lontano da dove siamo partiti. Cosa residua allora del concetto di violenza da cui abbiamo mosso i nostri primi passi e che avevamo aperto, come dire, per ragioni ottime a equivalenti funzionali della violenza, tutti quei mezzi che sono forti quanto la violenza, come la narcotizzazione, ma voglio dire, guardando dal lato dell'autorità pubblica, il lancio di un lacrimogeno, e la polizia che lancia il lacrimogeno compie un atto latamente violento quanto la carica della polizia, del reparto mobile della polizia. Ecco. Cosa resta? Resta l'impossibilità di dare una definizione precisa, puntuale del concetto di violenza. Questa impossibilità non dipende dalla mancanza di fonti normative, perché abbiamo visto che ci sono, ce ne saranno sempre di più, perché la normazione su questo argomento va verso la sua sempre maggiore puntualità, ma resta il problema di fattispecie, di singoli reati, no? Nei quali l'inserimento di queste connotazioni diverse della violenza rischia di produrre esiti non sempre pronosticabili ex ante. Non sempre si è in grado di immaginare qual è il risultato che la modifica genetica di un singolo elemento della fattispecie è in grado di produrre a fronte poi della inevitabile, insuperabile complessità del reale. E quindi non ho in conclusione da darvi se non degli spunti per il futuro, perché diciamo, certamente si tratta di un concetto che sarà destinato, e le aggettivazioni di solito preludono ad una perdita di unità dei concetti. I giuristi, voi dovete perdonarli, sono molto affezionati, no? Alla teoria, all'unitarietà dei concetti, alla dimensione ordinata, no? del loro strumentario, e quando questi concetti cominciano a inclinarsi si vive sempre come una crisi quasi insuperabile, ma il fatto che ci siano aggettivazioni, violenza di genere, violenza economica, non dico violenza sessuale, che è un tema ormai ben conosciuto, potrebbe e dovrebbe portarci a immaginare diversi concetti di violenza, a abbandonare l'idea unitaria della violenza e soprattutto a abbandonare l'idea che il fatto violento ormai così frastagliato possa essere destinatario di una pena che poi è sempre uguale a se stessa rispetto al singolo reato. Ecco, mi fermerei qui. Grazie mille, avvocato Minicucci, è stato molto interessante questa trattazione, ci ha posto l'accento sulla valorizzazione del consenso e le chiederei quindi secondo lei al momento, quindi parlando appunto di violenza di genere, quali possono essere gli aspetti che quindi ancora faticano a trovare pieno riconoscimento o almeno riconoscimento sul piano giuridico? Abbiamo parlato appunto di violenza di genere economica, quali secondo lei dovrebbero essere maggiormente attenzionati nel futuro?
Allora, io ritengo, diciamo, qui bisogna distinguere due piani. Il piano della repressione di questi fenomeni. Oggi questi fenomeni sono tutti assolutamente, potenzialmente destinatari di una tutela più che adeguata. Il problema che mi pongo e che pongo a chi ascolta è questo. È vero che, ed è giusto, ed è sacrosanto immaginare forme di tutela in materia sessuale, ad esempio, che non siano necessariamente ancorate a un atto violento. Non c'è dubbio. Se abbandoniamo la violenza, però, togliamo contenuto, perché al fondo c'è l'atto sessuale che è lecito. Quindi se l'atto non è indicativo di per sé della sua illiceità. Dove diventa illecito? Quando diventa illecito? Partiamo da un modello che vuole sanzionare solo la violenza, vogliamo andare verso un modello che valorizza il consenso, dobbiamo immaginare, probabilmente, penso, uno statuto particolare del consenso in materia sessuale, che non può essere quello, ancora una volta, unitario che noi immaginiamo normalmente e che dobbiamo sempre immaginare libero da vizi di ogni genere e sorta, perché altrimenti il rischio è quello di costruire un equilibrio interpersonale che addirittura compromette i rapporti, voglio dire, in coppie sposate, in unioni stabili, in convivenze, dove quel rapporto al rigore di logica è sempre un rapporto che vive sul rischio che si tratti di un'attività sindacabile di per sé. Guardate, tutto questo cambia solo perché, cioè non dà luogo a conseguenze abnormi, solo perché si tratta di reati procedibili a querela. Ma se noi ci immaginiamo che quindi richiedono che l'offeso sporga querela perché si possa punire quel determinato fatto. Se noi ci immaginassimo che questi reati fossero procedibili d'ufficio, chiunque, e quindi in ogni caso, a prescindere dalla querela o meno della persona, chiunque veda marito e moglie o parti di un'unione civile o chi ritenete che hanno una relazione, non dico una relazione sessuale sul posto, ma insomma hanno atteggiamenti intimi a fronte di uno stato d'ebbrezza, dovrebbe poter dire vado dai carabinieri a dire che questa è una violenza sessuale dell'uno e dell'altro, nei confronti dell'uno e dell'altro, il che evidentemente è un esito paradossale e penso che sia un esito che nessuno vuole. Allora dobbiamo immaginarci come costruire queste relazioni personali. Io penso probabilmente, diciamo, questa è una cosa che si dice sempre, ma il diritto penale arriva quando la situazione ormai è alla fine, no? È l'ultima ratio, no? È l'ultimo strumento che c'è. Probabilmente io ritengo qui il problema sia un problema più educativo che legislativo, ma se anche dobbiamo occuparci solo del profilo legislativo e giuridico penale in specie, il problema è darci gli strumenti per affrontare correttamente queste relazioni interpersonali senza costruirle dicendoci che il maggiorenne in stato di ebbrezza o che ha consumato stupefacenti è intangibile. La conseguenza, a mio avviso, è una conseguenza paradossale, oltre al fatto, ripeto, ci sono intere fette di popolazione, chiunque abbia avuto problemi di infermità o di semi-infermità mentale, che a quel punto diventano persone dalle quali le altre si guardano e che già vivono una condizione di grave difficoltà personale sarebbe ulteriormente acuita anche da questa situazione. Quindi io trovo che noi si sia in mezzo a un cambiamento, la nostra legislazione non fotografa ancora quel cambiamento, abbiamo degli arnesi vecchi, diciamo così, e questi arnesi dobbiamo cercare di ricostruirli, ma rifondando la disciplina, non provando a affilare un vecchio coltello, ma vedendo se davvero ci serve un coltello nuovo o più coltelli nuovi o delle forchette o dei cucchiai, qualcosa che non ha più quella dimensione e che naturalmente rimane, perché non penso sfugga a nessuno la differenza essenziale che c'è tra un atto sessuale non consentito in sé e uno stupro in senso stretto, dove la violenza gioca un ruolo da padrone. Quindi c'è un orizzonte, diciamo, di riforma che credo debba attenderci, senza
impostarci su linee eccessivamente paternalistiche, perché poi altrimenti il rischio è quello di voler allontanarci in tutti i modi dal paternalismo e poi rimetterlo di nascosto, farlo rientrare dalla finestra quando meno ce lo aspettiamo, ecco. Grazie mille, Avvocato Minicucci. Ringrazio anche il professore Andrea Mariani per i contributi che veramente ci hanno accompagnato per mano nell'approfondire, nel riflettere questo concetto della violenza. Una violenza costruita con le immagini, con un racconto documentaristico e una violenza dal lato appunto giuridico contemporaneo. E spero che il seminario sia stato quindi anche di interesse per tutti voi che siete collegati. Vi ringrazio per questa vostra partecipazione e rimandiamo l'appuntamento al 25 giugno alle ore 12 dove si parlerà di equilibri e in seguito l'ultimo appuntamento si terrà il 1° luglio sempre alle ore 12 dove si parlerà di stereotipi. Quindi vi prego di ricollegarvi anche prossimamente per completare questo ciclo di seminari. Ringrazio nuovamente il professor Mariani e l'avvocato Minicucci e tutti voi per esservi collegati e vi auguro buon proseguimento di giornata.